A tutti voi buonasera e buona domenica, bentrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Rave party finito in tragedia ieri sera durante la festa sul Greto del Tagliamento in località San Vito. Ha perso la vita a causa di un malore il 19enne Federico Diana, operaio di Venezia. Durante il party il giovane si sarebbe sentito male probabilmente dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Inutile la corsa al pronto soccorso dove è arrivato con due amici intorno alle 2:30 di questa notte. Immediata la segnalazione da parte dei medici ai carabinieri che sono giunti nella zona dove era stato organizzato il party poco dopo la conclusione dello stesso. I militari dell'Arma hanno poi proceduto all'identificazione di alcuni dei presenti. Oggi sono in corso delle accurate ricerche per capire chi abbia venduto al 19enne veneziano la dose letale. La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto l'autopsia per capire quali sostanze possono aver causato il decesso del giovane. Parte per il Cammino di Santiago e di lui non si hanno più notizie. Mirko Azzeni risulterebbe infatti scomparso da una settimana. Da San Vito al Tagliamento la sorella Luana lancia un appello su Facebook per rintracciarlo. Doveva raggiungere la sorella a San Vito al Tagliamento dopo aver compiuto il Cammino di Santiago, ma è da una settimana che di lui non si hanno più notizie. Mirko Azzeni, originario del Piemonte, aveva posticipato la visita in Friuli proprio per compiere il viaggio in Spagna. La sorella Luana lancia un appello disperato su Facebook. Non riesco a rintracciare mio fratello, so che voleva fare il Cammino di Santiago, se qualcuno l'ha visto mi contatti. Il messaggio della giovane, molto conosciuta nel sanvitese, è stato condiviso da centinaia di persone nella speranza di riuscire a contattare Mirko. Proprio poche ore fa, sempre sul social, Luana ha comunicato che il giovane avrebbe letto tutti i messaggi spediti dalla famiglia, ma si sarebbe cancellato da Facebook per cause ancora sconosciute. L'ipotesi, secondo la familiare, è che il giovane avesse voluto prendersi un momento di solitudine. Intanto anche la pagina ufficiale dedicata al pellegrinaggio spagnolo ha condiviso l'appello di Luana Azzeni, chiedendo a tutti i viaggiatori di comunicare eventuali avvistamenti del giovane Mirko. E passiamo alla cronaca. Investe una donna sul lungomare all'altezza dell'ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro e scappa senza prestarle soccorso. È accaduto ieri pomeriggio nella nota località balneare friulana. La donna nell'impatto avrebbe riportato diverse ferite e le sue condizioni sarebbero serie. A soccorrerla per primi alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la polizia e il 118. Da quanto riferito dagli stessi, l'auto con targa austriaca viaggiava a velocità sostenuta al momento dell'incidente. E un altro sinistro stamani in Carnia. Durante una processione un'auto sarebbe finita fuori strada travolgendo i presenti. Diverse persone sono rimaste leggermente ferite nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ad una settimana dall'approvazione della proposta di legge che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, la Presidente della Regione Deborah Serracchiani traccia un primo bilancio delle attività. Una conquista di tutta la comunità regionale, ha detto la governatrice. Abbiamo dimostrato di saper fare un uso efficace dell'autonomia che lo statuto ha affidato alla nostra Regione. La Regione ha intrapreso il coronamento di un percorso di riforma di cui possiamo andare tutti fieri. Sono le parole della Presidente Deborah Serracchiani a una settimana dall'approvazione della proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e che prevede la cancellazione delle province. Se l'attualizzazione dell'assetto istituzionale ha segnato un passaggio chiave, la modernizzazione delle infrastrutture ha registrato un avanzamento con la firma del protocollo d'intesa per l'individuazione del nuovo tracciato alternativo per la Palmanova-Manzano e per la salvaguardia della posta di 65 milioni di euro ministeriali per il finanziamento della stessa. Soddisfazione è stata poi espressa dalla governatrice per i protocolli siglati a favore dello sviluppo economico del distretto della Sedia, insieme al contratto d'appalto per il rifacimento del ponte del Torre a Chiopri-Sviscone. Rappresentano tutti passi avanti, ha detto Serracchiani, verso un rilancio della nostra regione. La settimana trascorsa si era aperta con una bella notizia per la Carnia, con il riconoscimento a Tolmezzo di città alpina per il 2017. La costituzione di un comitato apposito che individui i progetti più compatibili, ha proseguito Serracchiani, è stata una scelta
scelta necessaria per non perdere di vista il nostro focus attorno al tema popolazione e cultura, che dovrà coinvolgere tutti i portatori di interesse. Infine, vicinanza e solidarietà per i tragici fatti di Monaco sono stati espressi da Serracchiani in un messaggio al presidente della Baviera, Horst Seehofer. E a 6 mesi dalla morte di Giulio Regeni, Amnesty International, Antigone e la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili scendono nuovamente in piazza per chiedere verità su quanto accaduto al giovane ricercatore italiano. Le associazioni si ritroveranno infatti lunedì sera alle 19 nella piazza del Pantheon a Roma. Tante le fiaccole che saranno accese, afferma Patrizio Gonnella e Antonio Marchesi, presidenti rispettivamente di Antigone e Amnesty International Italia, per ribadire la necessità di fare luce sulla sua terribile morte. Lignano invasa ieri da 17.000 runners per l'8ª tappa della The Color Run, per la prima volta nella località balneare friulana. In 17.000 ieri hanno affollato la città di Lignano per la corsa più colorata dell'estate. Una corsa speciale perché è stata la prima Sunset Edition della The Color Run a livello mondiale. Dopo la partenza alle 18:30 dalla pineta, i partecipanti hanno corso fino al tramonto attraversando Lignano, toccando i vari punti colore. Un evento aperto a tutti e attesissimo dalla località balneare friulana. Perché siamo dentro una grandissima festa, è una festa che abbiamo aspettato da anni qua a Lignano, la volevamo fortemente, più di 15.000 persone che stanno divertendo, correndo, festeggiando, andranno avanti fino a notte tarda. Questo è Lignano, questo è festa, questo è sport, è quello che volevamo, è quello che abbiamo, il sole è con noi, è estate piena. Tema del format il Tropicolor, con palme, ukulele, musica hawaiana e collane di fiori, ispirato a un'atmosfera tropicale, vera novità del 2016. I runners sono poi arrivati fino al bagnasciuga per terminare la manifestazione in piazza Marcello d'Olivo con il Finish Festival, accompagnati dai tradizionali Color Blast, arricchiti da polveri speciali luminose che hanno regalato un tocco magico alla festa. E anche per questa nuovissima edizione i protagonisti sono stati loro, i colori, che hanno rallegrato l'atmosfera dipingendola con le tinte dell'estate. Non sono poi mancati durante la manifestazione non competitiva i momenti della solidarietà con i podisti da Marte e diverse onlus in ogni punto colore. Un evento aperto a tutti, grandi e piccoli, che incrocia sport, fantasia e divertimento. Un'occasione speciale, quella della The Color Run, per riscoprire la spensieratezza e ritornare un po' bambini. E si è svolto oggi, per la gioia e la passione degli innamorati delle auto d'epoca e di nicchia, il raduno delle mitiche Fiat 600, protagoniste assolute a Paderno. Grazie all'organizzazione della Proloco, oggi i partecipanti si sono riuniti nella piazza principale per poi intraprendere un giro turistico nelle colline friulane per un tracciato di 35 km, ovviamente a bordo delle 600, che lungo il loro percorso hanno attirato gli sguardi dei curiosi. Un evento che ha saputo appassionare anche da fuori regione. Al termine del tour i partecipanti hanno poi potuto finire la propria giornata esponendo le proprie vetture e degustando prodotti tipici friulani. 10 assegni premio da 1.000 euro ciascuno destinati agli studenti universitari per saggi o ricerche contenenti approfondimenti relativi alla ricostruzione dopo il sisma del 1976 in Friuli Venezia Giulia. Il concorso, indetto dal Consiglio regionale insieme all'Associazione dei Consiglieri, vuole proseguire così le celebrazioni per il 40° anniversario del terremoto. Alla selezione potranno partecipare tutti gli studenti universitari residenti in Friuli Venezia Giulia. Gli elaborati dovranno riguardare gli aspetti istituzionali, culturali, tecnici e sociali della complessiva opera di ricostruzione, evidenziandone anche gli elementi di attualità. Ed è davvero tutto per questa edizione. L'appuntamento con l'informazione di Telefriuli è per domani mattina con ore 7. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.